Buonasera, il microfono è acceso, perfetto. Buonasera, benvenuti al Clinic dell'Economia qui in libreria del Post, realizzato grazie al supporto di Libreria Asia, che ringrazio subito già all'inizio. Siamo qui per presentare il libro Icone di Ivana Mancini, libro Storia e personaggi del design italiano, ecco dalla Luis. E abbiamo come ospiti Daniele Lago, amministratore delegato responsabile design di Lago. Con noi Barbara Pietri, direttore generale Matis, presidente del gruppo della Lega Industria del Centro e vicepresidente di Sanremo. Allora, iniziamo con una breve introduzione dell'autrice sul libro e poi magari facciamo un attimo un punto su come è stata il salone mobile, perché sono di ritorno dal salone per i nostri ospiti, perché si vuole centrare il discorso della discussione per capire anche un po' come va il settore. Iniziamo però dal primo libro, come è strutturato, di che cosa parla e da quali presupposti parte. Grazie per il libro, tra l'altro tutto il significato personale io studio a Padova, quindi è stato così. Sono stati 20 anni e allora il libro è dedicato a della del design per due autori esponenti che nel libro non ci sono e sono chiarita però invece è importante, è un libro molto concentrato su quel della Brianza perché l'avevamo legato l'idea anche della presentazione del mobile e poi dico anche una questione molto pratica in Argentina pandemia, cioè la pandemia iniziale non la facciamo tornare stasera esatto no, e se no particolarmente c'è da parlare che il prossimo deve essere dedicato a quello che è il mondo del Veneto, smarcare un'altra storia, delle altre radici, però che oggi si trova invece almeno, lo dico, sono 10 anni, ma sono nel mondo, vorrei dire che lì la differenza non la vedo tanto, no? Forse prima c'era più questo mondo della alleanza legato più al design, anche io sono veneziana, quindi parlo, sono in famiglia, no, è vero che hanno più capacità forse promozionali, quindi racconto rispetto a culture che siamo abbastanza eccezione, però ci sono ancora tante aziende di questa regione che fanno fatica forse un po' ad emergere o a emergere come brand, ma emergere non come prodotti che sono stupendo, c'è una tradizione di terzisti e merito che così almeno e quindi l'idea era per dare anche un po' un'organicità, ma fermiamoci in queste 10 aziende di più quella che fa un po' la e l'idea sarebbe stata quella il titolo che conoscete io però è educativo, cioè non conoscibili o per il loro brand per l'appunto o per dei prodotti iconici, tant'è vero che io sono partita proprio dalla lista del Compasso d'Oro che peraltro verrà presentato quello nuovo la settimana prossima e ho scelto anche le aziende che sono state in questi quasi 60 anni, forse anche di più, molto rappresentate da questo premio. E l'idea poi era quella di raccontare quello che fanno le aziende, come sono nate, come si sono evolute, che è un po' quello che io faccio sul mio giornale fondamentalmente, però chiaramente qui con molto più spazio e quindi molta più libertà anche di racconto, perché lo dico con una certa frustrazione, incontri gli imprenditori, vai magari anche a visitare le aziende, le conosci da vicino e poi in 50-60 righe devi condensare quello che hai visto, fatto, sentito e non sempre è facile. Quindi per me è stato anche un po' uno sfogo, non so come dire, è stata veramente una bella esperienza in questo senso. Davvero credo che altri territori meritino qualcosa di simile, non per forza fatto da me, voglio dire, però c'è tanto racconto dietro, c'è veramente una storia industriale che emerge dietro le storie di queste aziende che ho trovato molto affascinante e molto interessante. L'idea di fondo è che ci sia una chiave di innovazione che può essere di prodotto, di governance, di organizzazione di qualsiasi cosa, che è quello che poi è stato il motore del, chiamiamolo successo, anche della capacità di rinnovarsi di queste aziende. Poi lo diranno molto meglio di me sicuramente gli interlocutori, forse siamo a un altro punto di domanda oggi di un mondo nuove molto difficoltà strano impongono il trovare nuove soluzioni. Allora, passiamo direttamente la parola magari a Daniele Lago o Barbara, insomma, come preferite.
magari può presentare brevemente l'azienda per dare un contesto anche a chi già non conosce, e iniziamo a capire come è andato questo salone. La premessa è che siamo in un anno in cui serviva forse una dimostrazione della forza del salone. C'erano state molte discussioni sul salone in tempo di pandemia, se valesse o non valesse la pena portare avanti l'iniziativa. Adesso possiamo tracciare un bilancio del dopo pandemia, però allo stesso tempo di un periodo altrettanto complicato, e capire effettivamente com'è andata da chi l'ha vissuto in prima persona. Beh, buonasera a tutti. L'azienda Magis nasce nel 76 in provincia di Treviso, è stata fondata da mio suocero e come tutte le aziende nate in quegli anni lì è nata sottocapitalizzata con tanta fatica da una parte, ma soprattutto tanta passione dall'altra e soprattutto tanta motivazione, perché oggi vedo in realtà che spesso tra tanti imprenditori manca proprio la motivazione di portare avanti un progetto di impresa. L'azienda è nata con lui insieme a 3 soci che poi negli anni si sono un po' persi per strada, non ho mai capito se era perché l'azienda andava particolarmente male o per il suo carattere, comunque alla fine è rimasta da solo. È un'azienda che investe tantissimo in ricerca e sviluppo, per cui materiali, tecnologie, tecniche di produzione, ed è un'azienda che porta avanti un progetto ben chiaro. Prodotti ad altissima innovazione con un grado di design estremamente importante. Dico questo perché alcune delle storie citate da Giovanna nel libro sono storie bellissime che hanno fatto la storia del design italiano. Noi invece nasciamo nella parte opposta d'Italia, per cui nella Campagna Veneta, e vi posso assicurare che parlare di design in quegli anni, nel 76, in provincia di Treviso, era come dire, non lo so, andiamo sulla Luna e vediamo cosa si trova. E per cui mio suocero è sempre stato così un po' molto naif, molto particolare, e ha cercato di portare avanti questo progetto di impresa che, ripeto, all'epoca era di difficile calibratura. Oggi, dopo a distanza di 46 anni, 4 compassi d'oro, visto che Giovanna li cita, continuiamo a fare quello per il quale siamo nati, rispettiamo il DNA dell'azienda, non vogliamo cambiarne i connotati, facciamo complementi d'arredamento, lavoriamo con alcuni dei designer più bravi al mondo e soprattutto per noi è un piacere lavorare con loro. Oggi ci troviamo in una condizione di poter scegliere, il progetto è comunque un percorso, l'arrivo è la fine, e per cui voglio dire, approfittare di questo percorso per noi è fondamentale, perché vuol dire crescere in termini culturali, crescere in termini progettuali e soprattutto far crescere l'azienda. L'azienda è fatta di persone e sono proprio queste persone che mandano avanti dopo quasi 50 anni questo progetto. Siamo reduci dal Salone del Mobile, un salone sicuramente molto particolare, un salone che non è solamente la rinascita del salone, ma soprattutto la rinascita della città di Milano. Il salone è il motore economico del nostro settore, per cui il settore dell'arredamento, ma è il motore per tutto il settore, voglio dire che tutto il settore del Made in Italy, perché durante il Salone del Mobile, a parte il salone in sé all'interno della fiera, all'interno dei 4 muri della fiera, c'è la città di Milano che riflette le tendenze, le ambizioni e tutto ciò che fa dell'Italia quello che noi conosciamo, un riferimento per tutto il mondo, però non solamente per l'Italia, perché tutto il mondo espone a Milano. Hermès c'era come sempre, Dior c'era, per cui anche la moda, i brand più importanti del lusso francese espongono a Milano. Il salone, diciamo, è andato oltre le aspettative, ovviamente non erano i numeri di 3 anni fa, però comunque è andata benissimo, tanta gente, tanta positività e soprattutto tanta voglia di ritornare a vivere una vita normale, per cui, e questo sicuramente è un rimbalzo estremamente positivo. Come numeri possiamo citare i 262.000 262.000 sono stati ovviamente i visitatori, le presenze appunto nel comunicato presenze diverso da visitatori, perché dicevamo che forse non sono visitatori visitatori unici, probabilmente. Comunque, vabbè, 262 contro i quasi 400 di 3 anni fa, per cui diciamo che insomma è andata ovviamente molto bene.
molto bene anche dal punto di vista proprio delle varie nazionalità, perché comunque ci sono stati tantissimi ospiti, clienti da tutto il mondo, e questo ovviamente è positivo per la città di Milano. Ripeto, il salone, questi sono stati i numeri del salone. Fuori salone in realtà c'è stata una calca pazzesca, per cui tutti sono tornati a Milano, e questo credo che sia un segnale del fatto che Milano rimane, come era scritto nei cartelloni in giro per la città, Milano è design e design è Milano. Per cui noi facciamo design nord-est, però comunque voglio dire abbiamo bisogno in questo momento comunque ancora di Milano per promuoverlo. Passerei la parola a Daniele Lago. Direi soltanto, vi chiederei anche, visitatori poi non significa per forza anche buon giro d'affari, nel senso che ci sono molte fiere che hanno iniziato ad essere caratterizzate da un gran circolo di persone che però forse non sono per forza addetti del settore o comunque ben inseriti nel settore, quindi non sono quelle che poi chiudono contratti, per cui può darsi anche che ci sia una non totale sovrapposizione delle due cose. In realtà il salone è un evento B2B, quindi sta roba è una cosa che va chiarita. Ha avuto una capacità attrattiva perché nel tempo secondo me si è trasformato come fenomeno anche di massa. È uno dei rari eventi, ad esempio la moda iperchiusa a Milano non è mai riuscita a essere inclusiva e coinvolgere, no? Per cui il salone ha fatto un salto quantico rispetto ad altri eventi. È un evento B2B, è un evento che è andato molto bene secondo il mio punto di vista, nel senso che tantissimi buyer hanno preso comunque l'aereo per venire in Italia. Il salone è stato fenomenale perché il Made in Italy nel furniture deriva anche dall'intelligenza che hanno avuto i Rosari, Messina o altri, insomma, a far sì che si facesse massa critica con tutte le manifatture italiane del mobile. Se voi andate a valutare la Francia, la Spagna, la Germania a livello manifatturiero sul settore del mobile, siamo veramente, cioè, rimane qualche brand, cioè, mentre in Italia c'è un proliferare di brand veramente rilevanti. Sul tema provincia e centralità mi riallaccio un po' alla Barbara. Noi l'abbiamo vissuta positivamente il fatto di essere provinciali rispetto alla Brianza, nel senso che abbiamo colto la palla al balzo per capire come la provincia possa generare più potenza rispetto magari anche a una pseudo omologazione che Milano può dare su questi ambiti. E quindi dipende sempre da come vivi le cose, da come riesci a vedere la realtà. In questo senso io sono un tifoso della provincia, perché la provincia è anche un aspetto, come dire, di non contaminazione, che se tu cogli può anche darti davvero un'innovazione potente. È vero che non oso immaginare il 76, ma anche più boccia in azienda era raro trovare brand nel Triveneto, raro, e quando li trovavi erano mediamente dei brand che si posizionavano sul mercato medio-basso, ed è per questo la fenomenologia dei terzisti e bla bla bla. Detto ciò, credo che il salone vada difeso. Io mi sono anche un po' arrabbiato con il sistema milanese quando c'è stata la pandemia, perché dopo veramente difendono fin troppo Milano quando siamo noi a investire tantissimo su Milano. Detto ciò, insomma, credo che vada tutelato, difeso e promosso, e quindi in questo senso torniamo felici da un evento B2B. Perché sottolineo B2B? Perché lì vengono i dealer, vengono gli influencer, gli architetti che condizionano il business, ma il consumatore, il mercato della signora Maria che deve acquistare un tavolo, una cucina o le sedie di Barbara, quella roba lì viaggia su un altro piano, che è quello più dell'economia reale, quello dell'economia che non ha un orizzonte così sereno a quanto pare, perché ci sono segnali di rallentamento importanti, per cui capiremo adesso cosa succederà, insomma. Però l'evento di per sé è andato molto bene ed è tanta roba, perché poteva anche andare non così bene, e quindi intanto portiamo a casa questo piccolo successo. Noi abbiamo avuto tra l'altro il 30% in più di affluenza nello stand. Ok, che oltretutto avevate anche studiato uno stand che dal punto di vista della sostenibilità. Sì, noi abbiamo fatto tra l'altro con un partner proprio padovano e noto, o meglio, è in parte padovano, in parte è stato acquisito da Bologna Fiere, per cui insomma un partner nazionale, fanno più o meno 70 milioni di fatturato. Abbiamo concepito questo stand dove siamo partiti un po' per scherzo e abbiamo raggiunto risultati incredibili, perché abbiamo ridotto dell'87% l'emissione CO2,
da 7 tir a un tir per il trasporto, quindi ci sono teli tesi che sembravano legno fluttuare nel soffitto e abbiamo ridotto a zero lo scarto perché sarà tutto recuperato. Quindi ecco, questo qua è un altro segnale che abbiamo dato al di là della Lago come senso di community, perché credo che, non so se avete idea, quando disallestiamo le fiere si producono una quantità di squasse in Veneto, bravo, che davvero ti piange il cuore a vederla, se la vedi e quindi insomma credo che se inizieremo a muoverci un po' tutti verso una direzione, insomma non c'è più tanto tempo per fare queste cose. Beh, diciamo che è anche un po' sarebbe o è anacronistico pensare che a un evento come il Salone, nel quale in qualche modo l'innovazione passa e si presenta proprio un po' una tendenza che poi vuole andare avanti ben oltre il momento presente, non tenere in considerazione questo aspetto di sostenibilità sarebbe anacronistico. C'è anche una presa di posizione veramente potente di Claudio Feltrin, che è il presidente di Federlegno, di Maria Porro, che è il presidente del Salone, che sul tema della sostenibilità insomma ormai ne hanno fatto una malattia. Quindi credo che sarà auspicabile che queste cose qua, non dico che diventano per legge in prospettiva, ma è davvero, adesso noi siamo passati a grande azienda perché abbiamo superato 2 parametri e abbiamo scoperto per fortuna che a livello europeo dovremo rendicontare tutto quanto in termini anche ambientali, una novità che stiamo scoprendo, strada facendo. Ecco, su quella roba là credo che il design deve interrogarsi in maniera potente. La Barbara già lo fa, ha fatto prodotti incredibili in quel senso, il divano, no? Quello dell'anno scorso ad esempio mi ricordo, e quindi quella roba là dovrebbe diventare sempre più una cosa non più da subire ma da cavalcare. Ero con Realacci, che abbiamo fatto proprio forse con Zovico qualche settimana fa il lancio della Green Week, certo. Che diceva che forse è un momento storico, no, Antonio, dove anche a livello economico stare al passo con l'ecologia, con la sostenibilità, la circolarità diventa anche vantaggioso in termini economici, per cui adesso rende zero scuse insomma. E per quanto riguarda, magari ripassiamo la parola così poi ci alterniamo, dicevamo presenze straniere anche, la domanda che probabilmente si porranno dal pubblico, così come ce la siamo posta fra di noi chiacchierando, è russi, cinesi, quindi tutti quelli che vengono da una parte del mondo che ha qualche problema in atto in questo momento, che sia la guerra, che sia la pandemia ancora in corso. Cosa avete rilevato? Lo chiedo a tutti e tre magari. Ma russi pochissimi, magari ce n'erano in giro per la fiera, però per noi comunque non sono rilevanti, per cui cinesi zero, e invece per noi la Cina è un mercato importante. Infatti questa sarebbe diciamo stata... che Cina zero, ma anche Giappone più o meno zero, ma soprattutto per i costi dei trasporti altissimi, per il fatto che il volo è molto più lungo, per problemi diciamo così operativi contingenti. Tutto sommato comunque diciamo che è andata bene in generale, tolti quei mercati, ma vabbè, è andata così. Era messo in conto. Però sì, diciamo che se parlavi con alcune aziende non erano minimamente preoccupate del fatto che mancassero i cinesi, perché comunque i cinesi nel momento in cui ti scelgono come fornitore continuano a comprare, e soprattutto non venendo qui, diciamo così, si limita anche il fatto che spesso magari le aziende subiscono copie o cose di questo tipo, per cui insomma diciamo che non è stata una grande preoccupazione, ecco. Ottimo. Soltanto aggiungere una cosa, sui cinesi effettivamente confermo, tant'è vero che a livello quasi aneddotico chi li ha avuti ha spiegato che avevano fatto il giro per Vancouver, non so per dove, ci avevano messo 5 giorni ad arrivare, 3 settimane di... Questo insomma, anche per dire il livello di fidelizzazione al Salone del Mobile, chapeau a questi che si faranno 3 settimane di quarantena pur di essere stati una settimana a Milano. Sui russi dipende molto, io ho sentito tante aziende che invece li avevano avuti, mi viene anche da pensare che siccome lo sappiamo, cioè te lo dicono tutti senza dirtelo, nessuno te l'ha detto ma poi te lo dicono, che hanno un sacco di passaporti, cioè poi chissà come vengono contati, cioè magari vivono a Dubai, vengono a Londra, quindi magari
Quindi chi lo sa, ufficialmente magari non li hanno contati come russi e qualcuno li ha avuti. Comunque secondo me quello che dice Barbara anche non è sbagliato, magari non c'era che ne so, il titolare, però o perché ti hanno scelto o perché hanno mandato un agente, insomma in qualche modo alla fine penso il vero problema della Russia, penso in questo momento, non riguarda magari Lago Magis e altre, ma riguarda tante realtà, soprattutto del classico, è che al di là dell'essere venuti o meno al salone, c'è un mercato che comunque è in difficoltà in Russia in questo momento. Io non so, forse comprare mobili è l'ultima delle preoccupazioni da quelle parti. Vabbè, poi c'è il famoso oligarca, sempre in qualche modo riuscirà a comprarsi i mobili per la villa. Quindi c'è un tema molto di mercato, dipenderà dalla durata di questa guerra, ovviamente, che ha anche ben altri problemi, evidentemente, ma ci sono anche questi, tant'è vero che ha detto una cosa giusta, secondo me, prima Daniele, mentre parlavamo, prima di arrivare qua, si è parlato poco della guerra al salone, forse perché presi da questo entusiasmo, per un po' ci siamo dimenticati di quello che invece... Sì, effettivamente non se ne... sì, si è parlato d'altro, esattamente. Assolutamente. E mi viene da dire così come, visto che uno dei temi adesso è cosa succederà nei prossimi 6 mesi, nel senso che molti di voi probabilmente lo sapranno, il settore è andato benissimo, è andato molto bene anche nei primi 3 mesi, per ora certificati 3 mesi, poi forse loro ci diranno anche cosa è successo nel quarto, quinto mese. Dall'autunno in questo settore come in tanti altri ci si aspetta anche chissà, punto di domanda, che cosa. Io, mentre ero lì al salone, ho incontrato molti buyer stranieri, tra cui una rivenditrice, una distributrice di Beirut, la quale mi ha detto, siamo qui, manchiamo mai, siamo qui anche quest'anno, i miei clienti mi hanno detto vai, vai e compra, perché mi ha detto l'azienda loro è stata fondata dal padre nel 75, ha detto noi siamo nati sotto le bombe e nonostante questo siamo ancora qua, cioè per noi la difficoltà è la norma, insomma in qualche modo non molliamo e siamo ancora qui, quindi io mi sento di dare questa cosa come messaggio positivo perché veramente ci attendono veramente mesi difficili, però insomma l'entusiasmo che io vedo nel libro, ma potrei dirlo sicuramente in tante aziende che ho conosciuto, è che questo ottimismo della volontà veramente contro tutto e contro come il suocero che non si sa bene come mai nel 76 si è messo in testa questa cosa qua, però ha funzionato, insomma, funziona, quindi la serie in bocca al lupo, però ecco, cioè, così, io ci credo abbastanza, insomma, vedo veramente tanta energia e tanta inventiva, creatività, in senso anche concreto, non la creatività del disegno, ma anche proprio nel reinventarsi, nell'affrontare le difficoltà. Quindi. Infatti, su questo anche Daniele Lago e un po' apriamo il discorso sul settore, sullo stato del settore adesso. È un settore che, al contrario di altri, ha pagato poco, anzi forse a momenti ha beneficiato della pandemia, esatto. L'anno scorso il dato ufficiale cos'era? Più 15, 19? 14 totale e 10 Più 14, che è tanta Esatto. roba, perché era 40... Certo, esatto. Siamo quindi... arrivati a 50 miliardi, ricordo male. E... Tanta roba. E adesso quindi a che punto siamo invece? Come è iniziato l'anno e come sta proseguendo e cosa lascia presagire? La preoccupazione non è, credo, solo settoriale, è legata a un concetto un po' ampio, cioè l'inflazione che galoppa, la supply chain con i casini di approvvigionamento, aumento dei costi, le aziende che sono costrette a fare 2 aumenti all'anno quando facevamo un aumento del 3% ogni anno almeno in Lago dagli ultimi 10 anni. È ovvio che queste robe qua creeranno dei sconquassi, stipendi fermi, insomma adesso non vorrei fare il politico, ma il problema è tutta quella roba lì, quindi se il potere d'acquisto inizia a ridursi, cazzi e matti, scusate l'inglese, credo che non potrà durare in eterno sto momento di aumento dei prezzi e questa cosa qua, e quindi noi siamo ottimisticamente preoccupati, mettiamola così. Dopo certo che affronteremo tutto con l'energia, la gioia e la determinazione, ma se poi la ruota inizia a traballare è ovvio che ci lamentiamo meno di altri settori che, poveri cristi, hanno sofferto fin dal primo giorno di pandemia, per cui noi siamo stati anche fortunati, per cui abbiamo fatto un 2021 un po' tutti credo da record. E adesso il 2022, i primi mesi erano partiti incredibilmente e adesso abbiamo segnali di rallentamento, insomma, almeno noi.
E quindi adesso staremo a vedere, questo qua aguzza l'ingegno, perché poi ogni azienda immagino che cercherà di inventarsi, reinventarsi su più fronti. Noi già oggi parlavamo che tutti quelli che non sono passati gli faremo fare il salone via Zoom o piattaforme del salone. Non so se proveremo la piattaforma digitale del salone con le room mitiche là, che non ho ancora capito se. E quindi abbiamo anche colto questo aspetto che nelle crisi comunque tiri fuori una benzina che magari non pensavi di avere, perché magari ti siedi. Infatti il 2021 è stato pericoloso perché Ci si è adagiati un po' sugli allori. secondo me sì, è fisiologico, perché dopo non è che non fatichiamo, però quando vedi che va magari fatichi un po' meno. Esatto, e quindi adesso capiremo, però c'era Leopoldo che è venuto a trovarmi che diceva siderurgia si è già un po' fermata, la GDO che è già in sofferenza, insomma non serve un neomago per capire che i prossimi mesi saranno probabilmente un po' più complicati, però li affronteremo sempre con il sorriso e la determinazione che necessita, ovviamente. E quindi anche per voi, nonostante insomma la fortuna anche degli ultimi anni, è arrivato il momento in cui la curva inizia forse a scendere un po'. Ma allora, che la curva inizia a scendere, noi non lo diciamo ancora, nel senso che vedremo e siamo comunque positivi. E il problema di fondo è che ad oggi non c'è una via, non c'è una soluzione all'orizzonte. Cioè, nel senso, tu puoi avere un problema, però io dico, io ho 2 figli grandi ormai, però dicevo sempre quando erano piccoli, per ogni problema c'è almeno una soluzione, bisogna trovarla. Il problema oggi è che abbiamo un problema grosso, prima fra tutto la guerra, che poi ovviamente ne scatena altri, direttamente o indirettamente, altri sono connessi ad altri problemi, ma il problema di fondo è che non c'è una soluzione visibile, o comunque che non c'è una soluzione a portata di mano. Per cui questo è l'elemento fondamentale. Ovvio che noi, se non sei positivo non fai l'imprenditore, se non sei super positivo e super motivato non lo fai in Italia soprattutto, e di conseguenza cioè per ogni problema, ripeto, comunque un qualcosa si trova. Diciamo che la situazione generale in questo momento, con i tassi di interesse che crescono e anche una situazione così italiana che va verso le elezioni, di certo non aiuta da qui a fine anno e inizio del prossimo anno. Però, insomma, detto questo, è una situazione contingente e sicuramente ci sapremo barcamenare al meglio, come siamo abituati a fare. Ecco, E andamento dei prezzi delle materie prime, che è una cosa che sicuramente ha impattato anche oltre tutto il resto. Anche quello lo stiamo subendo, purtroppo è un altro elemento non controllabile da noi, di conseguenza abbiamo subito aumenti e soprattutto carenze di materiali. Primo fra tutti anche, Daniele prima citava che il fatturato è 50 miliardi, sì, è 50 miliardi arredo più legno, perché Federlegno ovviamente ha queste 2 anime, una legata all'arredo e l'altra legata al legno. Di cui l'arredo, se non sbaglio, è 26 miliardi. Di conseguenza anche la mancanza di legno non è un elemento secondario. Magari nelle ultime settimane qualcosa è migliorato, però il fatto stesso che aziende del mobile non abbiano la materia prima con cui voglio dire produrre non è un elemento secondario. Però insomma, in questo momento, diciamo così, cerchiamo di risolvere i problemi che abbiamo, non di pensare a quelli che in questo momento non abbiamo. Su questo, Daniele Lago, e su qualche strategia che quindi state pensando di mettere in campo appunto in questi momenti, citava alcune strategie digitali anche per far fronte. Vabbè, lì noi siamo, insomma, ovvio che quando c'è qualche segno di rallentamento che invece noi abbiamo, Maggi sei più fortunata, mi sembra di capire, noi ci attivi, o più bravi, dipende da come la si vuole vedere. Sul tema digitale noi siamo impazziti da tanti anni, per cui lì ci inventiamo cose ogni davvero spesso. E quindi questo tema del salone digitale che vorrei fare a tutti quelli, perché ad esempio abbiamo avuto qualche latitanza anche dal sud Italia che mi ha fatto incazzare come una iena, perché viva Dio, mettiamo là petrodollari, prendi un aereo, prendi un treno, prendi un'auto e vieni a trovarci. Rivenditori del sud invece lì hanno fatto un po' più fatica. Allora faremo fare l'experience del salone con tutti i mondi dei virtual tour, dei video, del
fatto che poi aprire i prodotti, vedere i dettagli, queste cose qua, insomma. Mentre su tutta la parte più consumer e barra contract, perché negli ultimi anni sviluppiamo anche più o meno un 10% legato a tutto il tema hotellerie o mondo ufficio, quella roba lì, siamo sul pezzo, insomma. Quest'anno abbiamo una previsione di superare i 60 milioni, è una previsione importante perché noi eravamo a 40 2 anni fa e quindi è tanta roba da raccimolare, no? E quindi adesso capiremo come va, però insomma ripeto, siamo ottimisti. Mi sembra di cogliere una serie di segnali che sono un po' più concreti rispetto a quando sentivo i dealer, ma come saranno i prossimi 6 mesi, che quelli avrete presente proprio il festival delle lamentele a prescindere, ecco, quella roba che odio, insomma. Sto giro qua mi sembra che ci sono elementi un po' più concreti e capiremo come sbarcare il lunario. Per tornare un po' sul libro, abbiamo fatto tutte digressioni che però sono strettamente legate oltretutto alle storie che poi racconta nel libro. Cosa accomuna queste storie? Mettendole assieme, leggendole una dopo l'altra, cosa si può evincere che effettivamente rende particolarmente competitive le nostre aziende del settore? Io penso proprio questa cosa, che dicevo all'inizio, della capacità di rinnovarsi, di cui veramente qua abbiamo due esempi importanti, non lo dico perché li abbiamo qua casualmente, ma insomma sono stata anche partecipe della loro scelta, per cui li ho chiamati per questo. Cioè, quasi tutte le storie raccontate lì, un po' come forse anche quelle di Lago e di Magis, nascono quasi per caso, non dico il garage di Steve Jobs. esatto, ma qualcosa di simile. C'erano giovanissimi nel dopoguerra, si sono messi lì, chi vendeva tessuti, imbottiture, si è messo a fare 2 poltrone perché bisognava ricostruire un paese, c'erano le case da arredare, eccetera. E poi però quello non bastava, a un certo punto devi fare il salto industriale, poi non basta neanche più quello, devi fare il salto di marketing e comunicazione, adesso non basta più quello, bisogna fare il digitale perché devi raggiungere il dealer cinese che non arriva. Ecco, questa cosa le accomuna, sono aziende diverse per dimensioni, per struttura, alcune di queste ormai sono i settori il contrario, sono i nostri talenti, tra virgolette, ad andare a lavorare per le aziende multinazionali estere. Quindi questa cosa qua è sicuramente un patrimonio importante che abbiamo e che anche il fatto del successo di Milano, al di là di Milano, chi importa Milano in sé, ma è la conferma di questa cosa qui. Questo secondo me le accomuna, dall'azienda piccolina che fa 20 milioni, 15 milioni di fatturato a quella che ne fa 200 milioni, che comunque è piccola, diciamocelo, rispetto alle aziende. Al fashion non ne parliamo, alla GDO non ne parliamo, ma anche rispetto a quel pochi brand francesi o tedeschi che ci sono nel mondo, cioè le aziende italiane, questo vale per tutti i settori, ma sull'arredo è veramente notevole. Cioè a volte ci sono delle aziende che tu conosci, vedi negozi anche a Timbuktu e pensi che siano che, e poi scopri che fanno 10 milioni di fatturato e dici caspita, questa cosa qui è un problema anche in questo momento, perché per esempio sul tema delle materie prime, nel momento in cui tu devi andare ad approvvigionarti di materie prime in giro per il mondo, vacci con una potenza di fuoco di 10 milioni di euro a prendere l'acciaio contro il mega produttore che ne fa 5 miliardi e che quindi può strappare intanto può pagarle di più perché ha dei margini, cioè può assorbire i margini in maniera differente, e poi sicuramente nel contrattare con il fornitore ha più forza. Quindi forse in queste cose qui le aziende, visto che comunque c'è una federazione, si è creato un sistema, che ne so, degli acquisti condivisi, dei gruppi di acquisto, non so come si chiamino, però qualcosa di questo tipo qua, perché in questo si vede il limite dell'essere piccoli. Su altre cose invece io credo si veda il vantaggio, a cominciare dal fatto che io, in questo caso cito Lago, una settimana dopo, credo che eravamo tutti chiusi in casa a lavorare da remoto, loro hanno lanciato il progetto per far vedere i prodotti, insomma, per fare la consulenza online. Cioè, dall'oggi al domani, questa cosa può farla soltanto un'azienda in cui a decidere sono in pochi, perché se tu devi cominciare ad avere il consiglio di amministrazione, questo, quello e quell'altro, certo hai più capacità di assorbimento della crisi, ma hai anche una capacità di reazione molto più lenta. In questo invece effettivamente le aziende italiane sono molto dinamiche, molto flessibili, oltre che molto creative. Ecco. Stiamo anche sul tema delle persone che è emerso, è interessante pensare che sia un settore nel quale riusciamo
effettivamente ad attrarre persone, e vi chiederei conferma di questa tendenza qui, o se piuttosto invece rimangono i problemi che denunciano anche altri settori nel trovare le professionalità giuste. Beh, allora questo è un problema di tutte le aziende oggi in questo momento, in particolare per noi. Noi siamo quasi vicino al mare, per cui io dico sempre siamo in spiaggia, per cui anche per trovare la donna delle pulizie, adesso passatemi l'espressione, è un casino, perché quando è a maggio vanno a fare la stagione, per cui sì, adesso mi spiace aver ridotto tutto, però è così, nel senso che le aziende devono diventare, in un'espressione, fighe, cioè se non sei oggi, se non hai un'attrattività nei confronti dei ragazzi, dei giovani, se non sei cool, difficilmente riesci ad attrarne. Ovvio che sono stati fatti passi importantissimi, penso a tutti i livelli, c'è chi lavora sul digitale, c'è chi cerca di attrarre i giovani in altro modo. In ogni caso non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice perché mancano spesso le competenze, o forse anche nelle università non si conoscono quelle che sono le aziende e che cosa le aziende possono offrire a loro, per cui c'è una mancanza proprio di connessione tra domanda e offerta. Noi ad esempio in Magis cerchiamo sempre di avere rapporti stretti con UAB qui a Venezia, con Politecnico a Milano. Non vi nascondo che 2 delle ultime assunzioni nel campo, in uno degli uffici, vengono uno da uno stage del Politecnico, per cui una ragazza libanese bravissima, e un altro dallo UAB, un architetto qui della nostra zona, per cui ovvio che le relazioni con l'università ti possono aiutare anche a trovare delle risorse che comunque non sono facili da reperire, e questo è sicuramente un problema. Il secondo, ripeto, è proprio la mancanza di conoscenza. Noi abbiamo delle eccellenze anche nel nostro Veneto, però purtroppo spesso, proprio anche sicuramente anche per la dimensione delle aziende, non si conoscono, i ragazzi non le conoscono, e per cui magari si rivolgono a strutture più importanti. Però non vi nascondo anche che io conosco sempre ottime relazioni con ragazzi, insomma 20-25 anni. Ci sono alcuni che ricevono un sacco di richieste da aziende che non sto qui a citare, ma insomma ne abbiamo anche qualcuna qua vicino, importanti, però non vogliono più andare in strutture così organizzate, con così poca flessibilità, per cui è vero che le nostre aziende sono piccole, hanno tantissimi problemi proprio per la dimensione, dall'altra parte sono flessibili e possono in alcuni casi attirare i giovani, anche perché quello che fa la differenza è che molto spesso non c'è una piramide gerarchica fissata, ma il titolare o il responsabile o il direttore o chiunque sia si mette a lavorare con i ragazzi giovani, ed è esattamente la stessa tecnica che abbiamo noi in Magis con i designer, cioè Philip Starr che lavora con i ragazzi di 25 anni, e per noi è normale. Dopo ho capito che tanto normale con altre aziende non è, però da noi funziona così, cioè il ragazzo bravo ha la possibilità di lavorare con persone estremamente importanti, con una professionalità ovviamente riconosciuta, e questo è lo spirito che per esempio c'è nella nostra azienda. Ecco, non si va per titolo, ma si va per capacità, per competenza, per saper fare. Per cui ci sono sicuramente dei limiti, però dall'altra parte ci sono delle positività che bisognerebbe ovviamente promuovere meglio. Su questo? La domanda era in generale l'attrattività delle nostre aziende verso i giovani, il fatto che Giovanna Mancini citava il fatto che forse le nostre aziende di questo settore riescono ad essere più attrattive di quelle di altri settori, però forse delle difficoltà ci sono lo stesso. Cioè, secondo me qua vale la regola che noi come brand possiamo fare delle cose anche interessanti, rilevanti, ma dopo c'è un ecosistema più grande rispetto al tuo saper porti come brand, che non ce la fai, cioè nel senso che se facciamo diventare cool, citando il termine di Barbara, la provincia, perché c'è un campionato in Italia ed è Milano, tutto il resto è così, si viaggia. Sì, però io parlo rispetto all'Italia, cioè quindi o anche la politica si muove, che fa in maniera tale che diventa interessante la qualità della vita a Cittadella, piuttosto che in un borgo a Parma, piuttosto che in Friuli o a Venezia dove sei te. Allora un professionista dice: oh, sai cosa ti dico, c'è un brand che mi piace, mi stimola e la qualità della vita lì è una roba interessante, allora prendo e vado. Noi abbiamo attratto 2 milanesi, ho detto che, cioè,
follia, questi qua vengono a vivere in campagna veneta. Sì, sono durati 2 anni e abbiamo fatto un ciclo e ci sta, però secondo me questo qua è un problema più grande dell'azienda, più grande del brand, cioè ci sono degli ecosistemi che diventano attrattivi per una proposta di esperienza di vita, e quindi se qua non si muove anche il concetto di provincia, che deve, e io sono un tifoso anche per questo motivo, perché sostengo che la qualità della vita che si fa in alcuni luoghi d'Italia sia ben superiore anche a quella di Milano, magari con un filino meno stimoli, però secondo me questo qua è un tema politicamente molto rilevante, con cui tra l'altro ho fatto questo speech anche con Mario Cucinella, questo architetto, insomma, che adesso è insomma, molto bravo, no? Sul tema ambientale e quant'altro, e si rifletteva su questo aspetto qua, che dovrebbe essere preso a cuore da tutta una serie di stakeholder che poi hanno un'influenza per poter generare un futuro anche in quel senso. Per cui vi faccio un esempio: noi facevamo i workshop con i creativi di tutto il mondo, con il Lago Studio, e c'è stato un anno specifico dove ho fatto 3 workshop, sono arrivati giù una marea di gente di tutte le razze, tutte le culture, e il sindaco dell'epoca, Cittadella, ha tolto il kebab, perché i kebab, gli Islam, la Lega, i cazzi e i mazzi. Adesso non voglio fare politica, però è ovvio che se il movimento è complessivo tu riesci a diventare attrattivo. Se invece sei quell'orticello magico, auguri ai figli maschi. Noi superiamo, ad esempio, un dato, no? Noi riceviamo più di 1000 CV all'anno, che per una PMI come la nostra mi sembra una montagna di roba. Detto ciò, è complesso, perché dopo se uno deve spostarsi lì, cioè deve trovare attrattivo tutta l'offerta. Quindi sono proposte che però poi non per forza si traducono in un impegno che i giovani sono disposti a prendere. Ma soprattutto, se fossi la politica, mi interrogherei su come quel territorio possa diventare attrattivo per una fascia magari di innovatori che possono invece decidere di prendere casa a Cittadella, io abito lì vicino, piuttosto che a Padova, piuttosto che... Allora solo in quel caso, infatti il design è una disciplina straordinaria, perché se lo applicassimo anche alla politica capiremo subito che dovremmo rendere attrattivo, cioè il marketing territoriale è quella roba lì, se noi colleghiamo 2 o 3 puntini, oltre a Milano potrebbero esistere altri 7-8 distretti in Italia, perché dopo non dobbiamo neanche pensare che tutta l'Italia possa diventare quella roba lì. Però qua abbiamo tanto, cioè qua c'è tanta economia, cioè qua c'è Stark che fa i giri in Veneto, presumo, hai capito? È tanta roba, però dobbiamo attaccargli anche un altro pezzo. E dopo un'altra cosa che mi viene da ribadire è che la pandemia ha cambiato nuovamente il mood di chi lavora, e lo stiamo registrando non tanto per defezioni, ma tanto è cambiata la pulsione. Quindi la gente ancora meno è disposta a sacrificarsi per certi versi, a fare, insomma, perché dobbiamo cambiare probabilmente la modalità di ingaggio con quelli che lavorano da noi, cioè veramente vanno invitati quasi a festa, e sta roba qua può piacere o non piacere, perché se parlo con l'old generation iniziano a bestemmiare in inglese su queste robe qua, però è così, quindi bisogna prenderne atto. Quindi questo aspetto qua è un altro aspetto che sull'HR secondo me meriterebbe delle riflessioni, dove probabilmente io non ci credo più neanche, siamo improntati così in Lago oggi, ma non credo neanche più al tema, è una roba un po' forte quella che sto per dire, datore di lavoro e dipendente. Io non ci credo più tanto sinceramente, perché le aziende che funzioneranno in prospettiva saranno i treni a più motrici, dove anche le modalità contrattuali dovranno essere altre, dove si rischia tanto, cioè un po' di più insieme. Adesso il rischio di impresa risiede... Managerialità diffusa, si potrebbe forse no, ma dire. quella si può fare, io parlo proprio di un cambio di paradigma, proprio di termini retributivi, no? Io credo che sta roba qua, le economie più potenti la riformeranno. È un altro aspetto che dico sull'HR che ci tengo molto negli ultimi periodi, è l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Cioè anche questa roba qua è una roba che secondo me la provincia potrebbe ingaggiare dei fenomeni, dei cervelli, i famosi cervelli in fuga, perché ti propone magari una modalità diversa, non ti a timbrare il cartellino ogni 3 minuti, capito? E c'è una modalità magari più legata a dei KPI, a degli aspetti. Allora noi marginalmente lo stiamo facendo, però non siamo ancora di fronte a un cambio reale di paradigma. Io credo che arriverà
i grandi player del big tech credo che già avranno delle formule, presumo in alcuni casi molto di questo tipo, però sta roba qua potrebbe essere un'occasione per la provincia, perché allora sta roba qua nuovamente potrebbe tornare a essere super seduttiva per la famiglia che magari si sposta, perché gli fai una proposta complessiva che è molto molto interessante, cosa che a Milano magari gli viene meno facile. Infatti, guarda, vorrei Certo. aggiungere questo a favore della provincia, che a Milano si pongono il problema, non so, costa tanto vivere a Come Milano. viverci, Ecco, certo. c'è proprio un problema che Prendono qualcosa di più ma costa prendono tantissimo. qualcosa di più e costa tantissimo. E Forse quindi questa in potrebbe realtà, essere la rivalutazione sì, della questo provincia. potrebbe essere, nel senso che il tema che diceva Daniele è assolutamente vero, della qualità della vita, della conciliazione vita privata, eccetera, eccetera, potrebbe davvero essere una spinta, ovviamente qualcosa bisogna trarre. Comunque io volevo soltanto precisare una cosa, che quando parlo di un settore attrattivo mi riferivo proprio ai designer internazionali. È chiaro che c'è un problema di reperibilità delle professionalità che c'è in tanti settori produttivi. In questo c'è anche perché appunto sono aziende piccole, spesso non si conoscono, e il laureato in, non so, dico per dire, in ingegneria informatica magari vuole andare a lavorare da Google, non vuole andare a lavorare perché fa figo, non per altro. Voi E forse quindi non lo sapete, ma ad esempio sull'ambito commerciale nel nostro settore c'è scarsissima formazione, e quindi quanto fatica è trovare commerciali che hanno capacità di, io dico sempre, di spostare euro, perché i gestori è facile trovarli, quelli che spostano euro è tanta roba. Ecco, qua in questo senso c'è anche un gap proprio sul tema formativo, perché vendere il design non è vendere un prodotto, ha una parte di intangibile che ha comunque un suo peso specifico, e quindi devi cogliere anche un po' una sensibilità, non è solo, hai capito, un prodotto. Allora in questo senso magari anche stimolare UAV o chi per essi sarebbe interessante. Dico soltanto che prima del suo intervento poi passerei a qualche domanda dal pubblico, per cui in caso preparatevi se avete delle questioni da porre, che sicuramente i temi sono interessanti. Prego, scusi. Allora cerco di ricapitolare un po' tutto. Allora, è verissimo, HR, come dice Daniele, è anche vero che per noi è più difficile trovare alcune volte risorse su funzioni, diciamo così, standard, amministrative, via dicendo, normali, che non nella parte creativa. Cioè noi riusciamo più a attrarre creativi, che non so voi, ma noi per così. È vero che la provincia, manca una politica per lo sviluppo della provincia, nord-est, perché di là hanno Milano, però anche la Brianza, se vogliamo, è campagna per certi aspetti. Diciamo che nell'ultimo tempo, negli ultimi anni, anche con la fusione Confindustria, Assindustria Veneto Centro, Treviso, Padova, e adesso si va a unire Venezia, c'è ovviamente un progetto politico in questo senso, finalmente, che non è solamente la riunificazione di 3 province di Confindustria, ma è anche un progetto che va oltre, cioè che cerca di andare oltre quello che è il territorio, per cui creare una rete anche che possa svilupparsi in futuro, perché oggi qui c'è anche il problema, non so, dei trasporti o di qualsiasi altro aspetto logistico, pratico, operativo. Certo, però voglio dire, qualcosa si è anche mosso. No, indubbiamente, però magari la via Emilia. Certo, incerto, però appunto bisogna porre i problemi e dopo magari anche cercare di trovare delle soluzioni, per cui sicuramente qualcosa si sta muovendo. Dall'altra parte la provincia può essere sicuramente molto attrattiva, perché è vero che Milano concentra tutto, però nel mobile diciamo che anche noi abbiamo lasciato molto la concentrazione su Milano, perché comunque è un elemento anche di marketing nazionale. Quello che manca oggi è un marketing territoriale. Ecco, per cui sicuramente il Veneto in questo ha molto peccato in questi anni, soprattutto nei decenni precedenti, e su questo si può sicuramente migliorare. Ma io credo anche che comunque l'ingresso di H-Farm qui a Roncade, per cui in mezzo ai campi, alla fine, visto che parliamo di campagna, come? Più campi di lui, e negli anni 90-80 comunque un ruolo di questo tipo l'aveva svolto anche la Benetton col centro ricerche di Fabbrica, che oggi di cui oggi nessuno ricorda l'esistenza, però comunque sono passaggi storici, culturali, che sono stati segnati anche qui in Veneto, per cui sicuramente Treviso 20 anni fa c'erano ragazzi di tutte le lingue, di tutte le nazionalità, di conseguenza
Sicuramente Treviso è stata in questo anche molto aiutata e credo che oggi H-Farm, che è l'ultima realtà nata, possa aiutare anche in questo senso. Per cui secondo me qualcosa è stato fatto, sicuramente le aziende hanno un ruolo importante. Sono d'accordo sul fatto che oggi c'è una flessibilità maggiore all'interno delle aziende, grazie anche al fatto appunto che la pandemia ha fatto capire a tutti noi che si può lavorare anche senza stare dietro al computer, per cui questo è verissimo. Sicuramente ci sono delle persone oggi che gradiscono lavorare a casa, però per quello che riguarda noi diciamo che una rigidità di timbrare il cartellino in azienda nostra non l'abbiamo mai avuta, per cui non è che lo scopriamo adesso, non è mai stato così, per cui diciamo che se hai dei collaboratori di cui ti fidi e se lavori ad obiettivi, questa cosa qui viene. Per cui io da questo punto di vista, io lavoro in questo settore da 26 anni, per cui non da 2, e credo che molto sia stato fatto, sicuramente c'è ancora moltissimo da fare. Bene, e dato che siamo andati un po' lunghi, appunto chiederei subito se avete delle questioni da porre, dei temi da sollevare, delle domande, insomma, da fare. E in caso alzate pure la mano. Vi lascio un attimo, magari. Ce n'è una intanto. Non è proprio una domanda, ma è quasi un'autocritica. E c'è una critica all'ultimo discorso che è stato fatto, nel senso che si parla di territorio, di marketing del territorio, ed è stato fatto qualcosa. Una cosa che noto però, comunque girando anche le aziende, è che le aziende fanno molto marketing verso l'esterno, verso il cliente, e poco sul territorio. Nel senso, se vogliamo attrarre anche, magari non delle persone di un certo livello, spesso il marketing lo si fa verso il cliente ma poco nel territorio, cioè ci si fa conoscere poco nel territorio. Cosa dovremmo fare allora? Non lo so, cioè nel senso no, ci sono molte cose che si possono fare. Chiedo per migliorare, per cui se lei quello che adesso no. Voleva essere un qualcosa per accendere il dibattito. Noi cerchiamo di stimolare, noi sentiamo molto questo scostamento tra scuola e lavoro, questo mondo qui, e lo stiamo proprio notando perché i ragazzi escono dalle scuole e non sanno cosa fare, non sanno neanche come funziona il mondo del lavoro, e stiamo facendo un sacco di iniziative tra appunto le università e il mondo del lavoro, portandole all'interno, facendole vedere prima della laurea o prima del diploma, addirittura stiamo andando proprio anche a livello di diploma. Non so se avete anche delle idee anche voi su questo, insomma era una riflessione questa, no? Si pensa sempre al marketing verso il cliente e mai verso il territorio. Sì, nel senso che anche noi partecipiamo a fabbriche aperte proprio con Open Factory, sì. No, volevo dire una cosa, cioè mi spiace adesso che il periodo sia un po' brutto da questo punto di vista, perché ci sono stati dei ragazzi che sono morti, però il fatto di lavorare o comunque di fare degli stage in azienda è estremamente positivo. Noi li abbiamo sempre avuti, continuiamo ad averli, anche ragazzi giovani, anche delle superiori, e abbiamo sempre cercato di stimolarli. Ecco. Ovvio che i casi purtroppo che ci sono stati dopo vanificano tutto lo sforzo, tutta la positività che c'è stato nello scambio scuola-lavoro. Io invece sono d'accordo, cioè nel senso che credo che il mainstream è un po' così, cioè dovremmo fare di più in generale. Adesso non parlo di Lago, ma in generale è un tema che dovremmo diventare seduttivi anche fuori dall'azienda, e quindi per farlo devi organizzare eventi e mettere un po' di budget anche per fare queste cose e quant'altro. Le chiedo il microfono. Nel senso che a volte, almeno quello che mi dicono i vostri colleghi, no? Al di là del creativo, del designer, che quello invece è un me, ma andare a lavorare in una piccola azienda, ma vai a fare il falegname, così invece far capire che non è più il falegname. Queste aziende sono luoghi dove intanto servono delle competenze molto avanzate, si lavora con macchinari avanzati. Quindi Abbiamo pensato a una grande festa per tutti i ragazzi che sono passati in Lago, non l'ho ancora detto ai miei. Esclusiva. Saremo in migliaia perché ne sono passati N. Non so te che turnover hai. No, noi abbiamo un turnover basso, però sai, anch'io è un sacco di anni che lavoro anche io ormai, ne ho 50, per cui che è interessante, perché ad esempio la gente che non lavora più in azienda diventa una fonte inestimabile di intelligence, quindi dipende sempre da come si guardano le cose. Con Iaro Boccia mi arrabbiavo, adesso ho rovesciato la cosa. Questa è un'ottima idea. È così.
comunque il tema territoriale è sempre in funzione tanto dell'ecosistema in cui tu operi, e quindi adesso io non volevo scaricare sulla politica il problema, però è come con la pandemia, o ne esci assieme o non ne esci. Cioè tu puoi fare gli orticelli fantastici, Magis, Lago o altre aziende, ma se poi non si innescano meccanismi per osmosi, non ce la fai. Grazie quindi per lo spunto, e se ci fosse un'ultima questione da sollevare possiamo farlo, anche se abbiamo tempi ancora stretti. No, anche perché effettivamente abbiamo parlato in maniera amichevole fino ad adesso, servirebbe una... Perfetto, altrimenti direi che ci siamo con i tempi. Grazie mille per la partecipazione, alla nostra autrice, a Daniele Lago e Barbara Minetti. È stato molto interessante dal mio punto di vista, spero anche per il pubblico, quindi grazie mille. Sì, io aggiungo che il libro poi è lì in fondo per chi volesse effettivamente approfondire. No, cioè io volevo soltanto aggiungere una cosa relativamente al libro. Io dico sempre che fare impresa alla fine è anche far cultura. Qui c'è la storia ci sono le storie di tante aziende importanti che hanno fatto grande il Made in Italy e grande il design nel mondo, per cui credo siano storie belle da conoscere. E ringrazio Giovanna. No, esatto. E sono uniche. Sono d'accordo, e quindi appunto il libro è lì in fondo per chi volesse approfondire, e credo che offriamo anche un aperitivo finale per chi ha piacere di fermarsi, insomma. Grazie, buona serata.